Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, NBA 2K14, siamo contro Phoenix, score vergognoso, hanno 9 vittorie, 23 sconfitte, bisogna assolutamente vincere in casa, e anche bene, e voglio anche una bella prestazione comandiana. Vai Rose. Il Comandone entra e ne mette a referto i primi due, 10-22, silenzio allo United Center. Vogliono ammirare il Comandone e Rose, ragazzi. I gemelli del canestro. Occhio Fiore, vabbè, con Phoenix voglio la goleada, proprio anzi la baschettata voglio. Grande no, grande sport. Gioacchino me lo godo, ragazzi, Gioacchino me lo godo. Brown, marrone. Dalla linea della carità, 2 su 2. Vai Rose. Ta 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 ta. Dai Rose, non perderla però. O me la dai o fai qualcosa. Derek Rose. Brown, marrone. Vai un bel contropiede. Bravo, come arriva l'assist, geniale. Bravo come, ottimo Chicago. Veramente ottimi i Bulls in questo inizio. Gioacchino se lo fa, sì, ma non possiamo prenderlo in faccia così da un pelatone di merda. Giocando pochissimo. Ma proprio contro i Phoenix, ma dai, con la squadra del merda su giocare così, Fiorez. Ah, Dio mio, che stress. E vaffanculo, il più difficile l'ho segnato. Dai, sveglia adesso. Buona difesa sul tiro, dai che su come si gasa. Come fai a sbagliarmi questo però, come? Te prego. Oggi percentuali del campo da cioccolataio obeso, ufficiale. E però un'altra rubata, ragazzi, un'altra rubata. Qua il Comendaros. Ma no! Ma non ci credo, si prendono veramente fortuna, ragazzi. Cioè, veramente il culo non sta a casa Comenda, Che passaggio, vaffanculo Rose, era un bel assist questo. Calma, dai, calma. E questo è dentro, silenzio. Sì, cazzo! Ottimo, e stiamo vincendo, che questa è la cosa comunque più importante, ragazzi. 2 rubate anche oggi, molto bene. Morris. Bravo, va bene. E il primo sbagliato, e noi godiamo. E 2 su 0 su 2, e noi godiamo. Snell, porca puttana. Tieni. Sto difendendo veramente di merda oggi, Vai Rose. Dai Snell. Fallo, meno male. Volevo scaricarla per il là, però fallo.
Va bene lo stesso, dai. Tiri liberi. Dio Cristo, ma svegliati, cazzo. Dalle carità, non posso sbagliare. Ecco, almeno uno è andato, dai. Prestazione comunque sotto la media, per adesso. Ma questi adesso, madonna. Gerald Green. Bravo Rose, mettimela. Ah. Green è in forma, ragazzi. Green, la partita del secolo di Green. Morris. Meno male, erroraccio di Morris. Bravo Rose, madonna, appoggia meraviglioso di tabella, bravo. Qua sono andato un po' a vuoto. Dai, 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 una bella stoppata. Molto bene, dai. No, Rose, ma no, meno male. No, non ci credo. Queste cose mi fanno girare il cazzo. No, per poco la terza palla presa. Green è il mio uomo e il mio uomo segna, ma va a cagare. Vaffanculo anche la difesa. È vero che è fondamentale nel basket, ma mi sa sui coglioni. No, ho sbagliato. Vai Gioacchino. Scusate ragazzi, un po' di mal di gola. Dai, come ciavelela. Male. Vai come. Dai cazzo, fatemi un bel blocco che vada a canestro. Bravissimi, bravissimi, questo voglio fare. Molto bene. Come vai, come. Bravissimo. E si va in doppia cifra. E si va in doppia cifra. Time out Bulls. No, scusate, time out Phoenix. 49-61, dai, come punteggio siamo tranquilli, dai, secondo me ce la possiamo fare. Occhio. Ma guarda che cazzo di canestro ha fatto sto qua. E mette anche il libro supplementare. Adesso ci rimontano. Vai Boozer, bravo, ok. Ragionamos. Bravo Cube, mamma mia. Mamma mia, adesso mettiamo i liberi però. Ok, il primo perfetto. Il secondo di culo, proprio di culo come indiano, Meglio di Ronaldinho ai tempi d'oro. Che serpentina, ragazzi. Che serpentina, che canestro. Ne stiamo migliorando anche la percentuale dal campo. Time out per i Phoenix. Tanto il Cumene ha salutato Tori che è in tribuna. Purtroppo non ci sono più i Seattle Supersonics.
da casa sua. E prende il rimbalzo più assist. Attenzione, Kumendone veneziano show. Se il Kume prende il rimbalzo vuol dire che Phoenix è proprio scarsa, la cosa è molto ufficiale. Allora il pelatone. Bene, partita completa, ha fatto un po' di tutti sta partita. Però anche Rose ho notato che quando stiamo vincendo, sì, qualche erroretto lo fa, Cazzo, veramente, lui limite Rose 20 punti e 6 rimbalzi. Madonna, Phoenix è veramente ultima. La cosa mi sembra abbastanza ufficiale. Phoenix è una merda. Io mi ricordo Phoenix degli anni, parliamo di anni che ero strapiccolo anch'io, di Charles Barkley, Meyerle, Johnson, ma come si chiamava Johnson, quello magretto, cazzo era, non mi ricordo. Hanno sfiorato l'impresa con i Chicago. Grande Noah. Oh, con sti timeout, ecco una cosa per esempio che odio del basket, sempre odiato quando giocavi i timeout, ma basta allenatore, con sti timeout di merda, fammi giocare e stop. Sono sempre stata una persona molto disciplinata, cioè sempre mi incazzavo con chiunque, Dio santo. Oh, ciao Brown. Eh sì, Dragic, bravo, come meno male che sono un coglione perché veramente ha fatto un'altra cagata in difesa. Questo era bello, ha fatto fare lo sborone. Ho sbagliato, dai, però è arrivato il rimbalzo. Stiamo giocando bene che il rimbalzo. Oggi si vede che Phoenix è in cagare. Si vede che Phoenix non è una gran squadra. No, che sfiga come indiana. C'è il culo e la sfiga come indiana, ragazzi. Butler. Bello, in faccia proprio. Bravo, dai, bloccamelo. Vai Kume, vai Kume, vai Kume. Bravo, e no, c'è grande assist. Dove non arriva il punto comediano, arriva l'assist comediano. Bravo Gioacchino comunque, bel movimento. Stoppata veramente a cagare. Meno male, madonna quanto sbaglia però Phoenix, ragazzi, che squadraccia. Ancora assist. Geniale Fio, ragazzi. Degno di Rui Costa. Dai che deve diventare lo Steve Nash dei Bulls. Triplone. E questo, ragazzi, un mattone. Veramente Phoenix non la metti in una vasca da bagno, Qua Rose invece sta veramente deliziando con giocate da fuori classe assoluto, sarebbe bello diventare forti come Rose, speriamo, cazzo. Mamma, ancora sì, perché ragazzi, cioè veramente potrebbe avere una percentuale di rubate incredibili. Comunque come non è candidato per matricola dell'anno e sesto uomo dell'anno. E un altro assist, ragazzi, il Comendone adesso è scatenato. Forse vuole puntare alla seconda doppia della carriera. Speriamo, cazzo. 15 punti e 5 assist. Ta-ta. Pa-pa. Brown. Stavolta non è un mattone, ma stavolta è un cioccolatino, purtroppo.
Buono, un altro assist. Grandissimi, 88 a 66. Futuro dell'NBA, speriamo. Dato a 68, scusate. Vai Boozer, bravissimo Boozer a meno. Settimo assist. Mamma che cume, 17 punti, 7 assist, un rimbalzo e 3 palle rubate. Cioè, fiori, questa è la partita del secolo. Meno male che avevo usato anche male. Scusate il gioco di parole, ragazzi, ma il comandante non capisce più niente quando gioca così. Fallo. La prossima è contro Milwaukee e Charlotte. Beh, fiori, cioè, va a fare i risultati, qua, Beh, con Phoenix dovevamo vincere assolutamente, era uno score veramente scandaloso. Però poi adesso con queste squadre riescono a giocare così bene, sono punti preziosi, statistiche importanti. Fanno super pressing adesso, chiaramente. Deng. Vai Boozer, mettimela! No, Boozer, no. Fallo personale, cosa ha fatto? Ma dai, ma che cazzo ha fatto? Non se ne è accorto, Dio mio. Allora, Dragic, numeri di Dragic per Marrone. Bel mattone. Bravo, e che cazzo, e sono 8, meno 2 dalla prima doppia doppia registrata, ve prego, dai, facciamola, cazzo. Calma, come, che, madonna, che partitona. Vai Boozer, sì. Meno 1, cazzo. Meno 1 dal sogno, ragazzi. Meno 1 dal sogno. Ancora da 3. Vai come, cazzo, devi correre che sei distrutto. Niente da fare. Bravo Deng, intanto mettiamoli dentro così vinciamo. Anche se insomma la vittoria mi sembra abbastanza scontata ormai. E che purtroppo forse non arriva la doppia doppia. Occhio. Vabbè, lasciamoli tirare tanto. Bravo Kume. Questa può essere l'occasione. E no, che passaggio di merda. Vai, ti prego! Ma porca puttana. Ma porca trota. E ne rubo un'altra, ragazzi, ne rubo un'altra. E qua c'è. E qua c'è, dimmi che qua c'è. Vai Boozer, non passarla, ma no. Ma porca puttana, tira però. Ma Cristo santo. 6 palle recuperate. 5 palle recuperate, scusate, cioè incredibile, incredibile. Era per Boozer la palla, non capisco perché l'ha data. Niente da fare, 39 secondi, cazzo, che sfiga, che sfiga. Che sfiga. Dai, tira Brown. Dai, cazzo, l'ultima chance. Vai, no! Ma che... No, ma fa una apposta. Fa una apposta, è ufficiale.
Ti prego adesso! No! Niente da fare, ragazzi, non è arrivata la doppia, ma è arrivata una super prestazione comendiana, grande vittoria, 17 punti, 9 assist, 5 palle recuperate, un rimbalzo. Quindi sono proprio felicissimo, super partita, però mi girano un po' i coglioni perché si poteva fare la doppia, ma forse i miei compagni sono un po' invidiosi, quindi non hanno sbagliato gli ultimi tiri, cazzo, gliel'ho messa in bocca e non tiravano. Però grande vittoria, MVP il Kilcumena, ragazzi, e si gode, ragazzi, prestazione sublime del veneziano. Molto bene. Molto bene, ragazzi, arrivano punti. Facciamo un'intervista, ma sono proprio orgoglioso di questo giocatore. Peccato, però me la meritava la doppia, che cazzo. Tonight you had 5 steals. Putting out that sort of defensive effort had to play a key factor in this win. Ma sta qua un uomo, cazzo. Sì. I campionati si vincono con la difesa, ma anche se non difendo mai, però ho fatto 5 palle recuperate, non sono poche. Buono, raga, ora ci vediamo tra 7 partite. Speriamo di essere sempre messi così bene in classifica. Un saluto dal comandante veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.